Pensiero del giorno. Domenica 30 marzo. Condividere la gioia. Siate sempre lieti. Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 16. Per San Paolo, la gioia è una delle espressioni più belle della vita cristiana. Si può dire che ne è il distintivo per eccellenza e il mezzo più efficace per testimoniarla. Non c'è nulla, infatti, che impressioni e attiri maggiormente gli altri quanto una persona che sia veramente nella gioia. Viene da chiedersi: si può comandare ad una persona di essere nella gioia? Sappiamo poi che la vita è piena di problemi e di preoccupazioni, le quali sembrano tutt'altro che consentire di essere sempre nella gioia. Si può esortare una persona ad accettare di buon animo quanto succede. Ma la gioia è un'altra cosa. La gioia è un sentimento che scaturisce spontaneamente dall'anima. Eppure, per San Paolo, c'è una ragione perché, nonostante tutte le difficoltà, noi dobbiamo essere sempre nella gioia. È la vita cristiana presa sul serio che porta a questo. Per essa Gesù vive con pienezza dentro di noi e con Lui non possiamo non essere nella gioia. È Lui la sorgente della vera gioia, perché dà senso alla nostra vita. C'è dunque un segreto per essere nella gioia. Esso consiste nel puntare su Gesù, facendo in modo che Egli risplenda sempre in noi. Questa parola ci aiuti a testimoniare questa gioia e a comunicarla al mondo che ci circonda. Chiara Lubich, estratti dal commento alla parola di vita di dicembre 1987. Parola di vita, marzo 2025. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio. Luca 6:41. Es importante para nosotros que nos coloques un like, un dedito para arriba, si este pensamiento te gustó. Que también en los comentarios nos digas qué te pareció, que nos cuentes de dónde sos, de dónde los estás viendo. Dentro de nuestras posibilidades tratamos de contestar la mayor cantidad posible de los mensajes que nos llegan. Muchas gracias.